si sarebbe potuta realizzare. Senta Presidente, a proposito di energia, restiamo sul tema, la questione nucleare in Veneto. Lo scorso maggio, in occasione dell'Assemblea di Unindustria di Treviso, lei è intervenuto dicendo che è possibile realizzare una centrale nucleare in Veneto. Tutto sommato non sarebbe una cosa così fantascientifica, è ancora di quell'opinione? Sì, laicamente sono di questa opinione. Io credo che bisogna avere un po' di coraggio di combattere le ipocrisie. Ora, le centrali nucleari sono a pochi metri dai nostri confini, quindi non si capisce perché non dovrebbero essere anche al di qua, visto che l'eventualità di un danno ci vedrebbe ugualmente assolutamente coinvolti. Quindi io credo che ormai le norme siano abbastanza sicure e credo che il futuro sia uno solo. Fotovoltaico, solare, eolico, tutto quello che si vuole, ma il futuro della nostra energia sta in una sola parola: nucleare.